Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, sono su GP4, siamo in Ungheria, gara a indigesta e si vede, ottavo posto in griglia con doppietta Ferrari. Siamo a meno 9 da Schumi, a meno 5 da Barrichello. La vedo abbastanza impossibile ormai, e così insomma. Come ha messo il Pizzoni a quarto, il nostro Pizzoni, va bene. E così raga, penso che sarà l'ultimo anno in Williams. Delle voci di corridoio vogliono il Cume con un contratto faraonico in un'altra scuderia, ma questa è un'altra storia. Ok. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Concentration please, devo fare una partenza un po' a razzo, raga, avverto che può succedere qualcosa, non me ne fotto. Clutch out, we're green. P7 Grande scatto. now. P6, we have P6. You have P5, P5. Mamma mia dai, niente di grave, niente di Fourth grave. position, you're in fourth position. Grande Pizzonia. Le Ferrari purtroppo non si danno fastidio tra di loro, ovviamente. Beh insomma. Siamo tutti là, non posso, sul passo qua sono fuori, no. Eccola là. Non riesco a tenerla sta macchina, proprio. In confronto all'altro anno era la Red Bull di quest'anno. Fourth position. Guarda come mi chiude. Guarda come mi ha chiuso. Fourth position, you're in fourth No, beh, position. ragazzi, qua sono tranquillo, ero io in vantaggio, stiamo scherzando. Ero strada avanti, voleva chiudermi il porco. Solo che siamo già molto indietro. Brutta mossa qua. Tanto Giorgione Pantano è fuori. Purtroppo se ne stanno già andando i primi. Ma in Ungheria non ho mai un gran ritmo. Quarto posto, male. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Fuori anche Alonso, ecco Alonso mi voleva chiudere. Brutta manovra di Alonso. Anche Raikkonen fuori. È successo il finimondo. Per colpa di Alonso. Ero proprio strada avanti alla chicane. Cioè sono iper tranquillo. Il problema è che siamo iper quarti. No passo, yellow flag. Forse se non faccio errori Pizzone lo posso anche prendere, ma che non si ritira mai veramente Schumacher e Barrichello, cioè quello che è impossibile, cioè d'altronde quella Ferrari là era mostruosa. Lo sappiamo. La grande occasione era al primo anno e l'ho buttata via proprio in maniera oscena all'ultima curva di Suzuka. Speriamo non sia stata l'epilogo del Cume dopo 3 mondiali vinti. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Non riesco a prendere neanche Pizzoni. Cosa non proprio simpatica. No rhythm. In inglese puro. Oh, neanche il podio, mamma mia. Dai, un errore di Barrichello Schumi, cazzo, almeno quello, neanche quello. Non c'è fortuna, Beppe, non c'è fortuna. Ferrari troppo forti.
Giro record di Barri. Sì, ma Pizzonia, ordine di scuderia Pizzonia, in 3 secondi ho preso la Pizzonia. Le possibilità di Juan Pablo Come ormai sono ridotte al lumicino. Solo un ritiro di Schumi può darmi qualcosa, ma erano troppo affidabili quelle Ferrari. Poi non ho veramente ritmo, anche Pizzone mi sta dando via veramente. Passo scandaloso dell'italiano, il 3 volte irridato. Il Cume è a caccia. Quattro secondi, mamma mia. Pizzonia mi sta massacrando. Se mi massacra Pizzonia vuol dire che non merito di vincere e non merito il mondiale. Serve il colpo di scena davanti. Cioè, non sto neanche guidando iper male. Il problema è che non ho passo. Non ho un grande ritmo, anzi. Ritmo da cioccolataio obeso per il Cume. Perché ricordatelo ragazzi, il Cume è a caccia. Dai, voglio la yellow flag davanti, cacchio. Purtroppo Schumi e Barrichello non sbagliano mai. La Ferrari è pronta a una doppietta che sa di vittoria. Sicuramente dei costruttori, ma anche il piloti. Sembra cosa loro. Yellow flag, ma dietro. Yellow flag dietro. Yellow flag dietro. Panis fuori. Oliviero fuori. Quarto posto, amarissimo per il momento. Neanche il podio. Comincia ad avere troppi punti sia da Barrichello che da Schumi. Con un pilota ancora qualche chance si poteva stare, ma così. Così l'è proprio dura. Ma ripeto, se non riesco a prendere neanche Pizzonia, vuol dire che poi non è giornata. 。 . 。 . 。 . 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 。 . . 。 . . 。 . .
No, l'ho anche rischiata. Dai, almeno un podio, porca miseria. È che perdo tantissimo nell'ultimo settore. Dai, ritirati, Barrichello, Sciubi, ti prego. Just 3 laps to go now. 3 laps. Perché il cume è a caccia. Sono molto vicino a Pizzoni adesso, eh? Ho recuperato tantissimo Pizzoni, a 3 secondi in un giro e mezzo. Crollo di Pizzonia. Crollo di Pizzonia. Perché anche un podio così può essere. You've moved up to P3. Ok, solo che manca troppo poco. Sempre alla fine rimonto. 2 laps left. Next time by will be your final Ma lap. ho recuperato 3 secondi dalle Ferrari. Ma perché? Cioè, arrivo a fine gara con la macchina leggera, vado meglio. Attenzione perché non è finita. Solo che Barrichello è a 4 secondi, ma sto guadagnando molto. Purtroppo anche i 10 giri sono pochi. Troppo tardi mi sveglio, è una macchina strana la mia. A pieno carico fa tanta difficoltà, ma dopo si riprende. Ma lo vedo Barry, Lo vedo Barry. Anche, madonna, 2-3 giri mi no, vabbè. Che rimpianti, ma perché? La macchina dà il meglio alla fine, quando ormai è finita. Incredibile. This is your final lap of the race. 1,6, 2 giri almeno mi ci volevano. Dai, almeno secondo posto. Dai, almeno secondo posto per perdere il meno possibile. Non è impossibile la second place. Non è minimamente impossibile la second place. È incredibile che lo sta combinando il Kuma negli ultimi giri. E anche Schumacher era alla portata alla fine. Mamma mia, cosa fa? Non chiudermi. No, non ci credo. Non ci credo, mi ha chiuso. You've moved down the order into P4. That's P4. Finisce così il mondiale. You've fallen Sto into... bestemmiando in You're polacco. falling down the Che field. schifo, That's us into Barrichello. P8 now. Che schifo, che schifo. Che schifo. We're down to 9th. Che schifo, che You've schifo. dropped into P2. Dopo lo schifo dell'Ungheria, proteste oscene, ma il risultato non cambia, ormai il mondiale è andato, ma vi becco la pole in Belgio, strafavorito in Belgio, gara che amo, Schumi secondo, Barrichello quarto, non mi interessa ormai, voglio solo guidare per il gusto di farlo, ma Barrichello, la vergogna di questo sport, veramente. Raga, dopo lo scandalo
We're in di anti-stall, l'Ungheria. clutch in and build some revs. Veneziano le ha promesse a entrambi i piloti. Perché Barrichello ha rallentato apposta per buttarmi fuori, ragazzi. Cioè, è così. Clutch out, we're green. You've dropped Attenzione, down into P2. Try and take incredibile. first back. You're leading the pack. P1. Mamma mia, attenzione. You've dropped down into P2. Try and take first Ho back. Barrichello Push for the win. davanti, ho Barri davanti. Le ha promesse, le ha promesse, le ha promesse, le ha promessa, non se n'è You're fregato. leading the pack. P1. Se n'è fregato il Cume, si li fa vaffanculo. Attenzione, il Cume fa anche il segno di sfida, il segno di vaffanculo alle Ferrari, incredibile, lui che ha vinto 3 titoli. Sarà difficile sanare una cosa del genere, mamma mia, l'aveva promesso il Cume, non si è preoccupato di frenare, l'aveva detto. L'aveva detto. It's incredible, Cume, it's incredible. Trulli secondo intanto. Tanto 2 ritiri. Attenzione, Barrichello fuori. Barrichello addirittura fuori. Rubinho fuori. E anche Pani fuori. E anche Oliviero fuori. L'aveva promessa Barrichello. Coulthard fuori. Che era... Beh, ragazzi. Fatalità, si è messo davanti. Diciamo che non ho frenato, ecco. Quanto godo. Ho restituito subito quello che Barrichello mi ha fatto in Ungheria. Un Cume furioso. That was the fastest lap of the È una race gara so dove far. so che sono il favorito. E Schumi non è tra i primi 8. Bruni fuori. Sta succedendo il finimondo. Schumacher è 16esimo. Non so cosa sia successo perché Schumacher non è che toccato io. Zonta ai box. Mamma mia che mondiale, mamma mia che botta e risposta tra Barrichello e Veneziano. Schumacher ai box, so qualcosa anche a Schumi, ma questo non per colpa mia, probabilmente Barrichello nella carambola ha fatto di tutto. Io poi ho semplicemente non frenato, cioè non è che l'ho tamponato in maniera devastante, ma vaffancuore. Ma è stato il gesto proprio contro Barrichello, si è proprio visto il vaffanculo cumendiano. Un gesto orrendo di Veneziano, che però era troppo incazzato dopo la beffa ungherese dove Barrichello ha rallentato apposta per buttare fuori Veneziano, dopo che l'altro anno hanno regalato un mondiale all'ultima curva a quel Pirla. Scusate, proprio mi chiedo scusa, mi autocensuro, mi dissocio, a quell'Andrea Pirlo di Barrichello. Comunque il passo migliore ce l'ho io, ma era un'occasione troppo ghiotta. Certo non pensavo di fare la doppia carambola con Schumi ai box, perché non volevo certo colpire Schumi, era Barrichello. Comunque è vero che l'avevo promesso un po' la Ferrari in generale, ma era Barrichello l'uomo da colpire. Se la vinco posso riaprire il mondiale, anche se è ancora dura. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Ecco, adesso mi devono anche telefonare, ragazzi. One moment, please. Eccoci qua, We're in scusate. anti-stall, clutch in and build some revs. Sorry, boss. Furioso Veneziano, furioso. Massa, giro record di Pippo. Fastest di Pippo Massa. Veramente veneziano, furioso. Come sentite il team radio di Barrichello.
a post, fatto appostas, fatto appostas, cumendas, venecianos, ma colpitos appostas, le pass. Sentite il portoghese perfetto di Rubinho, risponde veneziano in un team radio successivo. Barrichello, ti ho fatto vincere un mondiale, cavolo vuoi, hai vinto un mondiale grazie a un mio errore all'ultima curva, silenzio e pedalare. Hai rallentato e buttato fuori in Ungheria, come minimo devi stare in silenzio. Signori, parole forti tra i due. Parole fortissime. Il Cume è a caccia. E sì, comunque ragazzi, qua in Belgio sono il strafavorito, lo sapevo. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Questo è il classico good pace. Il Cume sta pitturando. Manca ancora tanto però per definire. Devo cercare di portare la macchina fino in fondo. Fastest Schumacher, anche lui furioso, che probabilmente è stato colpito da Barrichello, me l'ha pensato da Coulthard, che ne so. Solo che Barrichello ha perso il controllo inspiegabilmente. Beh, non potevo accettare una simile cosa. Dopo classico Far West anni 90. E ci siamo nel 2004. Sono dettagli. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Il classico good pace. Sei laps. Quasi quasi facciamo 3 gare oggi. Mamma mia. Chiaramente stiamo massacrando Jarno Trulli. Fisichella iBox. Alonso iBox, altri problemi. Sta succedendo comunque di tutto dietro. Molto bene. Noi stiamo veramente pitturando. Che giro, signori. Che giro. Buon giro. Non è per niente il fastest, ma va bene. Schumacher, 14esimo, attenzione. Dai, fiori, dai.
Yellow flag. Alonso fuori. Fuori Alfonso. Ho molta tensione ragazzi, non commento tanto perché mi sto giocando tanto di poter riaprire tutto. Ho dato a Barrichello quello che lui ha dato a me una settimana fa. Sciubi, sempre 14esimo. Mamma mia. Belgio, territorio di caccia esclusivo per il Cuba. Sta pitturando veneziano. Mamma mia che tensione. Quanto mi piaceva di più il layout vecchio di Spa. Parte finale molto più bella secondo me. Just 3 laps to go now. 3 laps. Annichilito Trulli. Che tensione Beppe, si percepisce. Si percepisce. Beh, sì, è un vantaggio comunque importante, posso anche, insomma, gestire. Two laps left. Next time by will be your final lap. Comunque abbiamo visto una rissa in pista, ragazzi, anche questo, tra Barrichello e
il cubo. Nel fermo immagine proprio si vede Veneziano che fa il dito medio a Barrichello. Dopo quello che è successo in Ungheria era il minimo sindacale. Che perché non penalizzare Barrichello veramente è pazzesco. Buono. Manca un giro e un quarto ed è finita sta gara. Mamma mia. Che rischio. This is your final lap of the race. Non ci credo. Calma, come calma, che ha 302 secondi di vantaggio. Scusate, interviene Udine, 29 minuti. Barrichello, rientra. Scusate, momento di panico. Mamma mia. Adesso vediamo la prossima gara, ci sarà ancora Far West a mio parere tra Barrichello e Schumacher. Non ha fatto nessun team radio rilevante, ha semplicemente detto questi sono pazzi, dove andremo a finire? Tranquillo, fondamentalmente comunque Schumi va bene così, perché anche se chiaramente Veneziano è scomodo di nuovo a -9, il problema è che Barrichello poteva portare a casa punti fondamentali per prendere il primo posto in classifica. Un Schumi abbastanza neutrale, anche se non ho visto come ha subito il danno, perché alla fine io proprio, non è che non l'ho visto Schumacher, io diciamo non ho frenato su Barrichello, lo ammetto tranquillamente, ed è giusto così. Dopo la vergognosa prova ungherese, dove veramente ha fatto di tutto per colpirmi, stringendomi nella chicane. Una delle pagine più brutte della storia della Formula 1. È rallentato apposta, sono convinto che è troppo piano. L'ultimo giro l'ha fatto veramente in 2 minuti e 40. Polemiche. Mamma mia, polemiche. Tanto i commissari sono pronti. Veneziano finalmente torna alla vittoria. Quarta vittoria in stagione. 35esima in carriera di distanza. Schumacher. Si torna a -9, yes, winner. Nice work, that's P1, race win, well done. E sentite il team radio, sì, ciao Barrichello, ciao Barrichello, lo sfotte anche in team radio per la vittoria. Ragazzi, Barrichello risponde sul campo con una pole devastante a Monza. Noi secondi, Schumacher un po' indietro, siamo in casa qua della Ferrari, anche se siamo in casa mia. La decisione ovviamente procume, perché comunque i 3 titoli vinti non sono pochi. I Schumi e il Cume sono i più amati rispetto a Irvine e Barrichello. Qualche tifoso di Barrichello ha risposto con perché Cume? Perché? Botta e risposta, 1-1 palla al centro. Adesso, primo Barrichello, secondo Montoya. Vediamo alla prima chicane. Forse la resa dei conti finale. Vediamo che succede. Clutch out, we're green. Barrichello ha detto non ho paura di Veneziano. Anch'io sono campione del mondo. Cume ha risposto sì, grazie a me. Barrichello gli risponde sì, ma quanti tiri ho regalati? Anch'io almeno 2 su 3. You've dropped down into P2. Try and take first back. Qua il Cume non ha voluto esagerare. La tentazione c'era, ma una volta. Può esserci, diciamo, la vendetta, ma
perseverare è diabolico. E mo vediamo. Barrichello in qualifica mi ha dato comunque 3 decimi, che non sono pochi. E mo vediamo chi è il più forte. Schumacher un po' indietro, Schumacher è un po' in difficoltà. Sarà una grande battaglia comunque. Ora come esce qualcuno. Mamma mia, qualcuno fa un'impresa con una macchina inferiore. Barrichello frena molto prima, ha paura Rubinho, ha paura. Ha paura Rubinho, ha paura. Però la Ferrari è più veloce. You've dropped down into P2. Try and take first back. Push for the win. Il rettilineo è troppo più forte, qualcuno si butta, il cubo si butta. You're leading the pack. P1. Schumacher addirittura decimo. Crisi nera per Michael, bisogna approfittarne. Yellow flag, yellow flag. Anche Monza sembra una gara favorevole, ragazzi, solo che per la macchina non tanto. Perché sul rettilineo faccio molta fatica quest'anno. Il cume è a caccia. Impazzito Barrichello. Barrichello ancora manovra al limite, è incredibile. Duello mostruoso tra Rubens. Chiaramente Barrichello deve stare davanti perché sennò supero Schumacher in questo momento. È incredibile. Mondiale senza senso, logique. Era finito. Meno 20 e meno 13 dopo l'Ungheria. Dopo le pazzie ungheresi e le strapazzie del Belgio. Altra gara cardiopalma. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Tra i due campioni, ultimi campioni, c'è anche Schumi, ovviamente, perché ha vinto Michael Kume. Mamma mia, ragazzi. Questa è la vera lotta tra Barrichello e Schumi. Che rivalità, ragazzi, in 2 anni. Mamma, qua come esce il Kume. You're leading the pack, P1. Mamma, questo è veramente il duello, quello che... Questa è la botta e risposta dopo Suzuka. Non ci credo. Ancora tamponamento. Ancora tamponamento di Barrichello. Non ci voglio credere. Alonso sta recuperando. Incredibile. Stiamo giocando il gioco di Michael e Alonso. Incredibile duello tra Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Sì, tra Kumendrone e Barrichello, scusate. Mamma mia, quel Barrichello è inchiodato. Barrichello sfrutta la macchina migliore, ma sono... Attenzione, Alonso da 3 decimi. È arrivato anche Alfonso. È arrivato anche Alfonso. Io ho un bisogno disperato della vittoria. Gara monumentale di entrambi. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. È sbocciata la rivalità, pensa, tra Barrichello e Veneziano. Incredibile. Schumi sta a guardare, spera in un ritiro di entrambi. Schumi in difficoltà. No! Incredibile, incredibile, incredibile. Incredibile. You're leading the pack. Incredibile. Incredibile. Penalità, penalità per il Kume, era chiara. Stavolta la penalità è giusta. Ecco qua. Move down the order into P4. That's P4. Fourth position. You're in fourth position. Incredibile, sta succedendo di tutto.
Sta succedendo il finimondo, ci sarà polemica. Qua però non volevo, onestamente. You've moved up to P3. Qua non volevo, sinceramente. Mi dispiace, tra virgolette, Barrichello anche frenato, il più possibile mi sono penalizzato di parecchio. You've moved down the order into P4. You've moved up to P3. Come è giusto che sia, perché Barrichello 19esimo. Incredibile, ragazzi. Questa è la Formula 1, cioè... Duello bellissimo, al limite. È un gioco difficile, sono con la tastiera. Altro errore. You've moved down the order into P4. That's P4. La macchina non sta rispondendo, sinceramente, adesso, Probabilmente forse ho anche qualche danno, non lo so, perché ho problemi quando curvo a destra. Niente, non riesco a frenare in tempo, ragazzi. Sono in grossa difficoltà. Kuma in grossissima difficoltà. Va tutto bene a Schumi, incredibile. You've moved up to P3. Fuori zonta. Pizzone può vincere la gara, incredibile. No, Coulthard. Incredibile, non muore mai Coulthard, pazzesco. Grande David. Comunque purtroppo gli errori dimostrano, sono in difficoltà, ragazzi, con macchine sulla carta più lente di me, non ho lasciato 5 secondi, mi ha dato. Difficoltà anche per Veneziano. È successo di tutto in queste ultime gare, pazzesco. Mi aspettavo decisamente di meglio però a Monza, Solo per la vittoria posso stare davanti a Schumi se non va a punti. Anche c'è stata una penalizzazione per il Kuma per, diciamo, tamponamento alla chicane. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Se non c'è stato nulla né in Ungheria per Barrichello né in Belgio per Veneziano, qua era impossibile. Tanto Schumacher, problemi per Schumacher intanto, problemi per Schumacher che è per ultimo addirittura. Quindi comunque Ferrari problemi addirittura ai box Schumi, qua non c'entro io per fortuna. Schumi ai box. Cazzo, che occasione. Perché ho fatto l'errore con Barrichello? Perché? Non ci voleva proprio. Almeno sono mondiali pirotecnici pittoreschi, anche se possiamo dire così. Comunque problemi anche per Schumi. Ma con Barrichello la faida continua. Ho sentito di mugugni. Sono un po' il duello tra Hamilton e Verstappen di 2 anni fa. O 3, non mi ricordo neanche più ormai. 3 credo. Just 3 laps to go now. 3 laps. Ai ai ai. Male.
Butto via un'occasione d'oro, se finisce così recupero, per carità, molti punti in 2 gare dal mondiale finito e riaperto, ma non la tengo, ragazzi, non la tengo, infatti perdo ancora da Sato. Probabilmente con Barrichello il contatto della chicane mi ha portato qualche danno anche a me, perché non la tengo più, soprattutto sulle curve strette, o comunque le curve di un certo tipo, le chicane in primis, non riesco a farle bene. Non è un problema ai freni per Veneziano. Vabbè, pazienza. Per come si era messo il mondiale va bene anche così, certo 8 secondi da Sato. Alla fine scontenti tutti. Two laps left. Mamma Next mia. time by will be your final lap. Coulthard e Sato sono vicinissimi. Ci vorrebbe un contatto tra i due, sarebbe bellissimo. Alonso è vicinissimo a noi però, eh. Problemi anche per il Juan Pablo Hume. Ma che roba, le curve a sinistra forse mi danno problemi. Fortunatamente sono quasi tutte a destra. Alonso è vicinissimo, proprio problemi per Veneziano. Purtroppo era meglio rimanere secondi forse, con Schumacher, con guai meccanici anche per lui. Ma riperdevo da Barrichello 2 punti, però guadagnavo di più su Schumi, che è quello che mi interessa. Mentre così guadagno da entrambi, va meno. Mi mancano poche gare, forse 2. Io faccio proprio una difficoltà a tenerla in pista, raga, che è deprimente la cosa. This is your final lap of the race. Guarda. Aiuto. Ultimo giro, cerchiamo di chiudere terzi. Ma che fatica, raga, che fatica. Se superavo Barrichello tranquillamente andavo a vincerla, secondo me. Anche se comunque, perché comunque non c'era il contatto. Da quando ho fatto il contatto non ho più sentito la macchina come prima. Far West, Kumendiano e Barrichelliano. Sono le prossime gare per esserci correttezza assoluta da parte di entrambi, se no ci squalifichiamo entrambi. Vince Coulthard su McLaren, non muore mai. David Coulthard secondo, Sato incredibile come terzo, ma tanta amarezza. Raga, 3 gare dalla fine classifica incredibile. Cina, Giappone e Brasile mancano, quindi mancano 2 gare su 3 favorevoli, Cina un po' meno. 80 Schumacher, 77 Juan Pablo Hume, 74 Barrichello, 3 piloti in 6 punti. Mostruoso, Veneziano ha recuperato una cosa devastante, 17 punti in 2 gare, cioè pazzesco. Ci saranno sicuramente polemiche, quello che volete. Il Hume è stato penalizzato per questo. Adesso basta però, ultime 3 gare le voglio decenti, le voglio belle, le voglio incredibili. Possiamo ancora portare a casa il mondiale, pazzesco. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!